Buonasera, buonasera a tutti, grazie per questa bella accoglienza. È una bella occasione quella di oggi che ci offre Armonias, il programma su Tele Sardegna, che ci permette non soltanto di raccontare le nostre preziosità musicali attraverso il nostro archivio, il salottino, ma ogni tanto con questi speciali del 2025 andiamo in giro nei luoghi per raccogliere direttamente attraverso attività, iniziative, manifestazioni come quella di stasera qui a Quartuccio. Siamo all'interno di una dimora storica di questa comunità, siamo nella ex Casangioni, oggi Domus Art, oggi un centro culturale attraverso l'amministrazione che ne ha curato tutto il restauro per metterlo a disposizione della comunità e non solo, perché evidentemente è un punto di riferimento culturale di questo territorio ed è una di quelle case padronali a corte campidanesi che risale ai primissimi anni del 1900, insomma una struttura davvero molto molto importante per questa comunità. E noi siamo felici di essere qui all'interno di Domus Art perché attraverso due associazioni, a dire la verità, che operano nel campo culturale e popolare, che sono l'associazione culturale e folclorica, gruppo Folk Campidano, ma anche l'associazione su Gambuscio, e vedremo anche che cura tutta una serie di aspetti relativamente a quelle preziosità dell'apparato vestimentario della nostra isola. Quindi insomma con queste due associazioni abbiamo avuto questa opportunità di questo incontro, di questa registrazione, per cui grazie all'amministrazione comunale, quindi fra un po' sentirò anche la vice sindaca, l'assessora alla cultura, perché con lei insomma mi fa piacere parlare un po' anche delle attività culturali che si organizzano e che avranno in programma anche per quest'anno, e la Proloco che come sempre collabora qui a Quartuccio a tutte le iniziative. Per cui io vorrei avere subito, se fosse possibile, qui con me l'assessora Elisabetta Contini per un saluto, così iniziamo ufficialmente questo nostro incontro. Elisabetta, grazie intanto per la solita ospitalità. Poi io vengo sempre per cose belle qui a Quartuccio, quindi, però ho detto insomma siamo in questo luogo che è molto importante per proporre, come dire, le attività culturali di Quartuccio. Assolutamente, allora la Domus Art, come hai detto tu, una casa campidanese per noi molto importante. Tra l'altro noi quest'anno festeggiamo i 30 anni dalla ristrutturazione e risistemazione di questa bellissima casa, che è una casa a Cortes appunto, e infatti abbiamo tutta una serie di iniziative quest'anno che porteremo avanti proprio col mio assessorato per valorizzare proprio la storia di questa bellissima casa, ma soprattutto di tutte quelle patrimonio materiale e immateriale che costituisce il nostro territorio. Questa è appunto un'occasione, abbiamo accolto molto volentieri questo bellissimo progetto proprio perché ci dà la possibilità di dar valore alla nostra identità storico-culturale, appunto anche attraverso gli abiti tradizionali, attraverso proprio tutta questa importantissima storia del nostro territorio. E noi cercheremo di raccontarla anche attraverso la nostra trasmissione. Grazie Assessora, grazie infinite. Chiedo a Davide di farmi vedere un po' questi abiti, poi li racconterò, però adesso sono in realtà la nostra scenografia, ma sono in verità, ne parleremo con l'associazione su Gambuscio, sono una delle occasioni di grande interesse che la comunità di Quartuccio ha conservato o ricostruito fedelmente, ne parleremo con molta attenzione e interesse. Intanto ne vedremo altri abiti di questa comunità, perché il gruppo Campidano di Quartuccio è prontissimo e sono tutte le donne di Quartuccio, ma che bella cosa. Tutte le donne, ed è un quadro, noi siamo, devo dire, anche abituati a vedere i quadri tutti al femminile che raffigurano sia l'apparato vestimentario sia il momento della festa e delle danze, se pensiamo alle tessiture che riportano spesso figure anche solo femminili, o le ceramiche, oppure un architrave in pietra della chiesa di Santa Chiara di Cossoine che raffigura una donna che suona un cordofono e altre due donne in posizione di danza. Quindi insomma è una ricorrenza anche storica
storica che ci riporta a questo aspetto. E noi quindi le donne dell'associazione Gruppo Folk Campidano con le launeddas, che è lo strumento, anzi devo dire è la madre di tutti gli strumenti musicali della nostra isola, con Suvio Rassi, una delle launeddas del nostro patrimonio, e in questo caso aiutatemi a salutare e ringraziare Stefano Cara che suonerà per il gruppo Campidano. E il ballo è un ballo sardo, noi adesso lo chiamiamo campidanese, ma per via di tutta quella serie di caratterizzazioni che la parte meridionale dell'isola ha come patrimonio, quindi tutta una serie di micropassi, quei vibrati, quei tremoli ritmici, quei movimenti e quelle figure che caratterizzano il danzare, il rito del ballo popolare del Campidano, col gruppo appunto Campidano di Quartuccio.
Stefano Cara, grazie mille, sempre piacevole ascoltare le tue suonate. Abbiamo anche ammirato tutta una serie di abiti di Quartuccio e naturalmente visto la danza. Cara Jessica, è un guerriero Jessica, sembra così, ma vedete come mette in ordine non solo l'associazione ma tutti quanti in genere. No, a parte gli scherzi, sono molto felice di questa occasione per raccontare insomma del lavoro dell'associazione di Quartuccio, della vostra associazione, che fa parte tra l'altro dell'Unione Folclorica Italiana, dell'Unione Folclorica Sarda. Ecco, com'è il programma per il 2025 appena iniziato? So che avete in programma di fare dei convegni, delle iniziative, cioè, raccontaci un po'. Sì. Buonasera a tutti. Innanzitutto concedimi un ringraziamento a Elisabetta, all'amministrazione comunale, che sono sempre molto propensi insomma, alle nostre attività e alle nostre ricerche. Niente, il gruppo, oltre insomma, a fare le attività di ballo, assolutamente stiamo iniziando a fare anche ricerche sugli abiti, che comunque è assolutamente necessario fare questa ricerca. E poi come attività istituzionale, tra virgolette, comunque essendo tesserati e federati all'Unione Folclorica Sarda e all'Unione Folclorica Italiana, comunque abbiamo già in programma alcune manifestazioni, infatti anche con Elisabetta ne parlavamo e quindi stiamo già imbastendo qualcosa insomma, per il 2025, come convegni, insomma, serate, altre manifestazioni come queste, insomma, un po' di carne al fuoco. Bene, questo ci fa naturalmente piacere. E poi c'è l'altra associazione, ma questo ne parleremo con tua sorella, perché lì tu, almeno lì per fortuna non sei presidente, non comandi nulla. Allora, voi sapete amici come funziona la trasmissione, noi facciamo delle cose piacevoli, poi ci fermiamo un attimo per dare la linea alla regia e soprattutto insomma, per sistemare questo spazio palcoscenico con nuovi microfoni per la prossima situazione. Per cui abbiate qualche istante di pazienza e poi noi torniamo subito. Eccoci ancora insieme, sempre qui Casangioni, o meglio ex Casangioni. Io ricordo sempre, tante volte sono venuto qua, oggi è Domus Art, questa è la denominazione corretta di questo luogo molto bello, molto importante per Quartuccio. E come vi avevo detto, questa pausa ci serviva per sistemare tutto, tant'è vero che i microfoni sono pronti e quindi adesso entriamo sempre nelle associazioni di Quartuccio, ma nel mondo della polifonia, quella polifonia che ripropone insomma lo schema a 4 voci pari che vengono insomma dalla scuola nuorese, che per primi negli anni 50 hanno creato questo movimento musicale e culturale in Sardegna, che poi si è diffuso in tutto il territorio regionale. Una struttura a 4 voci pari, quindi 4 voci maschili, formata da tenori primi, tenori secondi, baritoni, bassi, insomma proprio la vera e propria composizione per la perfetta armonia e armonizzazione delle voci. Allora con il coro Isconchas, che tra l'altro questo anno, ma in realtà alla fine del 2024 ha festeggiato i suoi primi 10 anni di attività, quindi insomma anche questo è un bel consolidamento. Questo significa che hanno poi arricchito il proprio repertorio, hanno portato in scena tanti canti e stasera faranno un omaggio, ma ne parleremo col Presidente, faranno un omaggio ad un altro illustre personaggio di Quartuccio, che è un autore di molti canti, di molte espressioni poetiche, per cui io vorrei avere subito in scena il coro Isconchas e il suo direttore Pierluigi Battana, musicista, direttore di coro, insomma tante cose. Eccoci qua. Una bella associazione numerosa, quella di Quartuccio. Io approfitto subito per chiedere a Franco Pischeda, che è il presidente di questa associazione. Io ho detto, avete appena festeggiato i 10 anni di associazione, è così? Esattamente, abbiamo fatto 10 anni. Avete in programma per il decennale qualche concerto particolare, qualche attività? Ma in programma vorremmo fare proprio questo, insomma, un ringraziamento anche per il paese e tutto, quindi ci farebbe piacere cercare di realizzare questo progetto. Magari proprio qui a Domus Art.
bellissimo, qui va proprio alla grande. Assessore, ha sentito? Vedi, ti ho lanciato anche un là per organizzare. Infatti adesso oggi noi presenteremo 2 canti, 2 brani, di cui, come diceva Ottavio prima, la persona insomma di cui ha creato questi brani si chiama il nostro grandissimo maestro Tonino Pisano, che presenteremo il canto Scida, la Serenata, e poi passeremo al canto del Sanotti Santa. Però quello lo facciamo dopo, perché c'è anche un'altra cosa molto interessante all'interno di Sanotte Santa, per cui adesso ci godiamo questa bella serenata che ripete sempre questo costantemente, Scida, Scida, lo sentirete, ed è veramente molto tenera, molto bella e anche molto romantica, possiamo dire. Quindi l'ascoltiamo insieme con la direzione del nostro maestro Pierluigi Mattana, le voci del coro Isconcia sti quartucci. Caro Pierluigi, allora
Mi sistemo da questa parte perché ho detto al Presidente, dicevo aspettiamo un attimo a presentare il secondo brano perché è vero sì, è sempre di Tonino Pisano, Sanotisanta, quindi già il titolo la dice lunga sul contenuto perché evidentemente parliamo della notte nella natività, della nascita di nostro Signore Gesù Cristo e quindi è un canto molto importante. Loro hanno creato anche una situazione dal punto di vista musicale molto interessante, dal punto di vista solistico perché ci sarà intanto l'accompagnamento della chitarra con Fabio Secci, che è anche una delle voci del coro, ma la solista sarà una solista d'eccezione perché è un artista, una cantante che ha tutta una serie anche di progetti musicali, di formazioni in duo, in trio, insomma ha veramente molta intensa attività musicale e ci fa piacere perché suonerà il violino e sarà anche la protagonista dal punto di vista solistico e quindi invito Caterina Melis a raggiungerci, eccoci qua. Vieni Caterina da questa parte, eccoci qua, grazie intanto anche per aver indossato l'abito tradizionale che è un'altra occasione insomma per vedere le nostre belle cose. Caterina dunque si occuperà della parte solistica ma alcune parti, alcune quartine insomma del canto anziché con la voce ce le proporrà col violino, lei canterà il suo strumento, quindi una come dire, architettura sonora e musicale particolarmente piacevole ed interessante e quindi l'ascoltiamo insieme con Caterina Melis, la chitarra di Fabio Secci e naturalmente tutte le voci del coro Sconcias diretto dal maestro Pierluigi Mattana.
Allora, Caterina Melis, voce solista e violino, Fabio Secci alla chitarra, le voci del coro Isconcias e il suo direttore, il maestro Pierluigi Mattana, che adesso a nome di tutti gli uomini del coro, del presidente Franco Pischedda, dovrà dare un omaggio floreale alla solista per Caterina. E noi con quest'atto gentile ci fermiamo un attimo per sistemare tutto, ma torniamo proprio qualche istante, vedrete. Allora l'applauso scandisce praticamente l'apertura e chiusura di ogni parte, di ogni blocco. Siamo arrivati alla terza delle 4, insomma, che vivremo insieme. Un altro aspetto molto interessante, in apertura vi ho detto che avremo in questa puntata registrata qui a Quartucciu valorizzato alcune delle esperienze, delle tradizioni popolari di Quartucciu, e l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo, ma anche del territorio. E l'artista che noi invitiamo fa parte di quel patrimonio autentico del canto della tradizione vera. È un artista, un duo di fratelli di Selargius, che vengono da una famiglia famosa sia per il canto sia per il suono della chitarra, la famiglia Dentoni, e in questo caso abbiamo Romeo alla chitarra e Dolores alla voce. Eccoli qua, accomodatevi. Che piacere ritrovarci con Dolores, con Romeo, perché l'ultima volta che ci siamo incontrati è stata per una esperienza molto intensa e molto significativa per la famiglia, ma per tutti gli appassionati, perché in quella circostanza proprio a Selargius abbiamo ricordato Paola Dentoni, Paoletta, alla quale io vorrei mandare un applauso, un abbraccio e dirle che la amiamo per quello che ha fatto e per quello che ci ha lasciato. E Dolores è poetessa improvvisatrice, quindi fa parte di quella grande famiglia degli improvvisatori, ma è anche una cantadora a chitarra con il canto campidanese. Sa canzoni a curva è quello che noi avremo modo di ascoltare dalla voce di Dolores, ed è un canto ma anche molto famoso, che è stato interpretato per tanti anni, un canto che aveva scritto Federico Lai de Caputerra, si intitola Babbo e Filla, e questa è la prima parte, nel senso che noi ascolteremo questa canzone a curva in questo modo. Poi una cosa che io ringrazio già in anticipo per averlo scelto, perché ci faranno ascoltare alcuni goccius, quelli però che a Samoda Denea Danese, che è stato un altro dei grandi interpreti, poeti improvvisatori, ma aveva un suo traggio, un suo carattere musicale proprio con i goccius, che sono rimasti come punto di riferimento più alto e più importante per questa tipologia di canto. E Dolores e Romeo ne interpreteranno alcuni proprio ricordando quella moda. Quindi con molto piacere possiamo applaudire e ascoltarli. E m'ascolta babbo in gusto
Cari Romeo e Dolores, beh, insomma, credo che agli appassionati di canto tradizionale abbiamo dato un bel piacere dell'ascolto della canzone autentica, della canzone vera. Va bene, perché comunque questo canto lo facevo sempre con Paola, ricordando zia Enea, che è stato il nostro maestro. Infatti lei faceva una tonalità e un'altra. Oi magata davai tutte e due da sola. E così, visto che abbiamo ricordato Paola, mi piace ricordare anche quel grande chitarrista che era Antonio Dentoni. Grazie. A tra poco, a tra poco, a tra poco. Eccoci qua, eccoci di nuovo insieme. Cara Marina, allora, abbiamo detto Associazione Sugambuscia, Associazione Campidano, insomma insieme avete fatto e state facendo un gran lavoro a proposito di queste preziosità, dell'apparato vestimentario, di quelli che sono gli elementi del vestiario locale. Voi ne avete portato una serie di esempi completi, ma anche alcuni elementi che credo che siano autentici e antichi. Raccontami un po' di questa mostra che avete fatto. Sì, stiamo facendo un lavoro di ricerca da una ventina d'anni a questa parte con il gruppo Folk Campidano e anche con Sugambusciu, appunto per presentare a tutti quanti qual era l'abbigliamento tradizionale popolare in tutte le sue forme, quindi non solo negli abiti buoni tra virgolette, ma anche tutto quello che poteva essere abito giornaliero, da lutto, come vediamo appunto qua, quindi l'abito tutto nero da lutto, gli abiti più festivi da matrimonio. Poi un abito maschile molto interessante. Un abito maschile che è originario, proprio originale di qui di Quartucciu, della famiglia Orru di qui di Quartucciu, che abbiamo recuperato. Volevo ringraziare assolutamente Angela Loi per averci gentilmente prestato l'abito de Savelada della mamma signora Palmira Cannas. E poi abbiamo appunto alcuni pezzi che abbiamo messo in vetrina, che ci ha prestato appunto Maria Bonari Allai della bisnonna, che era del 1860, ed sono alcuni pezzi che appunto tra l'altro sono stati indossati da la principessa Giovanna nella sua visita appunto dei Savoia qui a Cagliari nel 1929. Quindi sono documenti proprio importantissimi che ci aiutano, ci portano avanti nella ricerca. Stiamo appunto cercando di trovare altri pezzi che comunque completeranno comunque tutta la nostra ricerca, ed è un lavoro lungo, un po' complicato, però stiamo cercando di portare alla luce tutto quello che è l'abbigliamento nostro tradizionale del paese. Bene, così manteniamo sempre viva la memoria, abbiamo sempre un riferimento importante e soprattutto autentico, quindi questo grazie Marina. E dovreste raggiungere le altre donne dell'associazione, perché poi farete il vostro ingresso, perché ci sarà una parte musicale. A proposito però mi fa piacere delle cose di Quartucciu, degli impegni, delle ricerche, dei convegni, perché io tra l'altro ho partecipato anche di recente, proprio qui a Domusarta, Andrea Loci, che è un ricercatore che ha scritto e ha pubblicato delle cose proprio sul mondo del folklore. In quella occasione abbiamo anche ricordato la figura importante di riferimento a proposito della ricerca di un'etnografa, di antropologa di Quartucciu, Luisa Orru. Quindi insomma mi fa piacere sapere che c'è tanto lavoro, c'è tanto movimento culturale in questo senso. E adesso entriamo nel movimento musicale. C'è un trio in realtà che ci portano proprio le sonorità del ballo campidanese in modo complesso, nel senso che il flauto a becco, cioè susulittu, come chiamiamo in Campidano, o pipiolo o pipaiolo, e in altri luoghi della nostra isola, è uno strumento a fiato semplice, quello zuffolo pastorale diffuso in tutto il Mediterraneo, e poi un membranofono, cioè il tamburello, e ancora per scandire la ritmica un idiofono, cioè il triangolo. In questo caso il trio ci proporrà un ballo campidanese. Io li vorrei far raggiungere intanto lo spazio microfonico Massimo Carnevale,
che sarà appunto, si occuperà di suonare il triangolo in questo caso, e poi anche un altro strumento che vedremo certamente dopo. Poi ancora Pierluigi Mattana, che oltre ad essere il direttore del coro che abbiamo visto, ma anche musicista, e quindi suonerà anche lui il tamburello. E poi mi fa piacere anche rincontrare Matteo Piras, perché Matteo ha un rapporto molto stretto anche con Quartuccio, perché veramente lui ha iniziato a suonare da ragazzino, anche qui una tradizione familiare. Il nonno, che vorrei ricordare, Mario Egiana, un grande Mario Egiana, che mi fa piacere mandargli un applauso, che ha formato tanti suonatori di Sulitu, e il gruppo Campidano di allora, quando non poteva, tuo nonno chiamava il piccolo Matteo, che oggi invece ha consolidato insomma la sua attività musicale. Quindi con molto piacere ascolteremo 3 musicisti, e poi pian piano arriveranno le donne del gruppo Campidano a far sì che i suoni possano diventare elemento del ballo popolare.
Massimo Carnevale, Pierluigi Mattana, Matteo Piras e le donne dell'Associazione Campidano ci hanno portato nel mondo del ballo rituale. Posso chiederti, Massimo, se mi fai sentire, come Massimo Carnevale è un polistrumentista, lo chiamo così, ma in realtà è un musicista attento, capace di ricostruire e di recuperare tutta una serie di strumenti musicali, quelli che hanno in qualche modo caratterizzato anche l'evoluzione della musica popolare. C'è uno strumento che io amo moltissimo, ma che ahimè non ha più una grande diffusione se non in alcune zone del wheelchair e in altri piccoli luoghi, ed è Sabena o Isbenas, perché è uno strumento che si può suonare singolarmente o anche doppio. E il discorso è che si presta anche a tutta una serie di modificazioni, perché Massimo ha costruito una sorta di bocchino che serve per facilitare, insomma, l'utilizzo. Sì, è una questione igienica, evitare appunto di mettere in bocca lancia che può sporcarsi, ma anche ha un suo utilizzo tecnico, nel senso che permette di fare la suonata con le picchiate, interrotto come in sussulito, insomma. Ecco, perché in realtà è uno strumento che si suona come sussulito, non si utilizza la respirazione circolare come nelle launeddas, ma ha lancia semplice battente come le launeddas, quindi è particolarmente interessante e ha un suono veramente che ha una sua pura identità, capace di accompagnare alcuni tipi di canto e soprattutto il ballo. Noi in questo caso sentiremo Sabena con Crocoriga, con zucca, come la chiamano, che è una sorta di microamplificatore di suono, giusto? Sì, funge da amplificatore. In passato non c'erano gli strumenti, la tecnologia che abbiamo oggi, la zucca o il corno fungevano appunto da amplificatore. Fammi sentire la voce della Bena. Che meraviglia, grazie anche per il tuo impegno di divulgatore culturale che hai spesso in tante iniziative e manifestazioni. Beh, siamo arrivati insomma al termine, siamo atterrati, insomma, come si usa dire, quindi abbiamo chiuso questo appuntamento di Harmonias qui alla Domus Art di Quartuccio. Abbiamo proposto tante cose di Quartuccio e del territorio intorno a Quartuccio, quindi se vi fa piacere incontrare altre cose delle nostre ricchezze musicali o del ballo popolare, l'appuntamento è bisettimanale, insomma il lunedì e il venerdì, come se fosse quasi una cura dopo i pasti alle 21 di sera fino alle 22. Se vi fa piacere ci possiamo incontrare sul canale 13 di Tele Sardegna con Harmonias per raccontarvi insomma un po' di belle cose che noi custodiamo con molto molto piacere e anche un pizzico di orgoglio. Grazie a tutti.